Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura un incidente mortale avvenuto in via Giovanni Falcone a Capaci. A perdere la vita un uomo di 45 anni, Nunzio Cusimano. Quest'ultimo era alla guida di uno scooter insieme alla figlia di 15 anni rimasta gravemente ferita quando si è scontrato con un'auto, una Panda guidata da un uomo di 70 anni. Da Piazza Cairoli a Messina ha preso invece il via il corteo composto da circa 2000 persone in opposizione alla costruzione del ponte dello Stretto. In testa alla marcia uno striscione con una foto con scritto "Lo Stretto non si tocca". E ci spostiamo a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver maltrattato per anni la moglie anche davanti ai figli minori. Divieto di avvicinamento per un altro siracusano che invece non si rassegnava alla fine della relazione con l'ex. Si è svolta questa mattina nella magnifica cornice del Palazzo degli Elefanti di Catania l'edizione targata 2023 del premio Sichielos, una cerimonia con a capo il presidente Andrea Finocchiaro che ha premiato le personalità delle singole province siciliane che si sono distinte nell'ambito professionale, culturale e sociale. E in chiusura il meteo, tempo stabile per la giornata di domani, nessuna allerta della protezione civile, anche se si segnala un sensibile calo delle temperature. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a lunedì.